Sono Romanina Santin, neopresidente del Panathlon Pordenone e un sodalizio così che organizza diverse iniziative. Agli ascoltatori vorremmo far conoscere un po' cosa è il Panathlon, di cosa si occupa, cosa promuove. Sì, grazie. Il Panathlon Club, Panathlon International Club di Pordenone, è nato ed opera nel territorio nella provincia di Pordenone da 47 anni, occupandosi di sport. Pan, in greco vuol dire tutto, athlon sport, tutto sport. Si parla di sport. Ogni mese il nostro club si riunisce al ristorante moderno per parlare di un'attività sportiva. Noi cerchiamo di promuovere e di far conoscere attività meno note, soprattutto rivolgendoci ai giovani, perché siano dei praticanti e pratichino queste attività sportive anche meno conosciute, naturalmente nel rispetto delle regole e delle leggi dei nostri panatleti, che sono il fair play, il rispetto delle regole, l'etica e la morale dello sport. Abbiamo iniziato parlando di volo a vela. La prima serata è stata rivolta al campione di volo a vela Luca Bertossio e questa sera abbiamo invitato un altro campione di elicotterismo aeronautico acrobatico. Il ragazzo è una giovane promessa, si chiama Luca Pescante ed è venuto proprio per farci una dimostrazione qui al Palaviola di Torre, un'esibizione dei suoi elicotteri telecomandati. Ecco, ogni mese promuoviamo un'attività diversa, un'attività così nuova e particolare. Grazie.